Chiazze di sangue e vetri frantumati ovunque. Sono queste le tracce della notte di follia vissuta nel parcheggio dietro alla stazione di Mogliano Veneto in via 28 aprile. Protagonista un 22enne di origini tunisine, braccato dai carabinieri dopo la segnalazione al 112 di una residente. È l'una quando l'uomo, dopo aver letteralmente sradicato un tombino, sfonda i vetri di almeno 4 auto parcheggiate. Una vera e propria furia. Lo stesso 22enne si procura una ferita profonda alla mano e perde molto sangue. La traiettoria ancora visibile porta anche nella vicina fontana dove avrebbe tentato di lavarsi. Una volta sul posto i militari lo fermano nel cuore della notte, è evidentemente alterato, con sé ha alcuni oggetti, refurtiva prelevata dalle auto e un grosso coltello a serramanico. Il 22enne che risiede in un comune limitrofo è stato così denunciato ed è ferito all'autorità giudiziaria in stato di libertà. Sul posto anche l'assessore comunale alla sicurezza Marco Donadel. Restano i danni alle auto molto pesanti e una sensazione diffusa. Poteva andare peggio perché ovviamente se il soggetto era sotto effetto di qualcosa o di alcol o di qualche sostanza, magari poteva fare male anche a qualcuno. Ripeto, ho ringraziato anche prima i carabinieri per il pronto intervento e per averlo assicurato alla giustizia.